andiamo a parlare di un materiale molto particolare. Andiamo a parlare dello zinco titanio, che è un materiale che ha notevoli applicazioni in molti settori. Chiedo a Marco eventualmente se può far partire l'ultimo slideshow di oggi, che così andiamo a... Perfetto, grazie. Allora, dicevo, parliamo dello zinco titanio. Lo zinco titanio lo troviamo anche nella nostra dieta quotidiana, però è un materiale che viene utilizzato molto in edilizia. Sì, Da allora, dove ha origine il suo giusto due parole sul materiale. No, innanzitutto viene prodotto, è uno zinco laminato, viene prodotto in coil, che poi vengono trasformati in sistemi per l'edilizia. Nasce più di 180 anni fa, diciamo che siamo all'inizio del secolo, nel 1800, dove un abate brevetta un sistema che rende produttivo l'estrazione e la successiva laminazione dello zinco come prodotto industriale. Qui vediamo che noi nasciamo nel 1837, queste sono praticamente quelle che sono le nostre tappe a livello produttivo dell'azienda. Siamo coloro che hanno riformato diciamo il centro di Parigi. Ai tempi della metà del 1800, quando è stato sventrato e rifatto quello che è l'attuale centro di Parigi, i tetti sono stati fatti con il nostro zinco. Ve la faccio breve, c'era una lobby con Napoleone III, il barone von Haussmann della Riforma, e prende, se voi andate al centro di Parigi, vedete quella che è la nostra referenza. Quando mi chiedono quanto dura un tetto in zinco, io gli dico andate a Parigi, vedete, se le cose sono fatte come si deve, il tetto dura più di 100 anni. Ripeto di dire che è anche molto bello. Per io anche tutti i fregi che vedete sulla città sono realizzati in zinco. Attualmente ancora c'è proprio un atelier di artisti che produce tutte le finiture particolari in zinco. Il zinco è anche un materiale, ho sentito prima la parola sostenibilità, è naturalmente ecosostenibile. Perché? Perché innanzitutto è compatibile con l'organismo umano, è un oligoelemento per l'uomo, ma soprattutto è un materiale che viene riciclato al 100%, quindi non esistono, come posso dire, scorie, cioè, di zinco, ma tutto il materiale viene riconvertito per un uso che può essere sia nell'edilizia, sia nella protezione dei metalli, sia nell'infarmacologia, e quindi abbiamo proprio un certificato di ciclo chiuso, l'EPD, che certifica proprio che l'LCA dello zinco è un ciclo chiuso, quindi non abbiamo, come posso dire, perdite nell'ambiente del nostro materiale. Si lavora a secco, ha un basso impatto energetico perché fonde a 420 gradi, tenete presente che l'alluminio fonde a 700, quindi anche l'energia per produrlo è decisamente minore. La massa è circa quella del ferro, quindi una buona massa, tant'è vero che viene utilizzato anche in acustica, abbiamo fatto anche dei teatri. Quello che vedete per esempio adesso, questo è lo stadio di Datong in Cina, ecco, noi partiamo da Parigi, ma ormai siamo una multinazionale e abbiamo cantieri in tutto il mondo. Quello che vedremo oggi è sostanzialmente lo zinco applicato alle alle edilizie scolastiche, alle scuole. Ecco, questa qui è la slide, diciamo, riassuntiva delle certificazioni ambientali a seconda delle regioni Mhm. richieste. In Italia abbiamo usato spesso e volentieri la certificazione LEED, con cui contribuiamo a ottenere un buon punteggio dato dalla durabilità del materiale, la distanza dal sito produttivo, l'impatto ambientale, la mancanza d'acqua, diciamo, per la posa, il basso impatto energetico per la posa e quant'altro. Allora adesso... Sì, io volevo cominciare a condividere, diciamo, la mia... Adesso le condividiamo lo schema, ingegnere, come le dicevo, finiamo in bellezza perché andiamo effettivamente a vedere l'applicazione di questo materiale, di questo sistema. Io adesso Sì, però la vedo in modalità doppio schermo, quindi dovrebbe spuntare. Vediamo. Ancora, lei dovrebbe spuntare, dov'è? Aspetti che devo vedere in mezzo che ci veda. così? Perfetto, benissimo. Quindi vediamo Ok, la perfetto. situazione nell'edilizia scolastica. Lei ha utilizzato la Sì, parola education dalla sì. quale noi siamo partiti stamattina, dalla parola educare. Io ho utilizzato education perché noi abbiamo negli anni già una presentazione che non è questa, che si chiama proprio VM Zinc and Education, che noi Certo. proponiamo ai progettisti, diciamo, quando mi chiedono esperienze nel settore scolastico. Quello che vedremo noi sono progetti internazionali
volevo fare un po' l'opposto di quello che faccio sempre, quindi presentare attraverso un progetto quello che sono i nostri sistemi. Certo. Ci sono molte foto, cerco di essere più breve possibile, anche vista l'ora, ma direi di cominciare. Innanzitutto, non so se si vede. Si vede tutto, siamo a posto. Ok, allora, siamo in Francia, questa è la facoltà di ingegneria di ENIM, questo è un tetto in doppia graffatura, in finitura Antra, che è una delle nostre finiture standard, dove vedete proprio questo tetto che avvolge completamente l'edificio e addirittura questo andamento sinuoso dove il materiale viene calandrato. Diciamo che lo zinco al di sotto dei 10 gradi, dei 10 metri di curvatura deve essere calandrato. Al di sopra dei 10 metri basta semplicemente posarlo sul piano d'appoggio, naturalmente segue quello che è la forma dell'edificio. Questo vediamo, diciamo, la parte posteriore della mia copertura, vedete come la graffatura scende in facciata. Ovviamente stiamo parlando sempre di facciate ventilate e di coperture ventilate. Questo è un altro effetto, diciamo, un altro aspetto della mia facciata, preso, diciamo, dal basso. Vedete come vengono realizzati gli imbotti e come, diciamo, la copertura segue anche il fascione laterale, segue proprio l'andamento a settori del tetto. Questo è un altro classico della DM Zinc, siamo a Londra. Io generalmente utilizzo questo progetto per far vedere che in facciata il senso la direzione della graffatura può essere come mi pare, cioè la direzione variabile. L'importante è chiudere tutti i giunti e giocare bene con il piano e il fuoriacqua. Lo vediamo nella slide successiva, dove vedete che proprio cambiando il passo della graffatura cambia anche il piano di posa. In questo caso si vede anche molto bene come abbiamo risolto l'imbotte. Passiamo invece in Spagna. Questo è un altro classico della DM Zinc, il nostro tappeto volante. Questo era, diciamo, un progetto che principalmente serve per far vedere le potenzialità della nostra lamiera, che è proprio una pelle che viene posata sulla copertura. Questo è un tetto a tripla curvatura, abbastanza piano. Diciamo che generalmente noi facciamo tetti con pendenze più elevate, ma abbiamo tutta una serie poi di accessori e guaine per affrontare anche pendenze minime. Diciamo che generalmente andiamo dai 3 gradi a salire, dai 3 gradi a salire, salvo poi avere soluzioni particolari quando il tetto è quasi piano. Io sconsiglio sempre coperture piane, ma per problemi proprio di smaltimento delle acque, generalmente non si dovrebbe mai scendere sotto 1,5 gradi, però poi nel caso, qui sicuramente in questo tetto ci sono delle zone anche a pendenza zero, abbiamo poi le soluzioni comunque per garantire la resistenza alle filtrazioni e quant'altro. Chiaramente qui siamo in Spagna e qui chiaramente il carico neve è pressoché insistente. Ecco, se andassimo a fare un tetto del genere in latitudini montane, insomma qualche problema strutturale magari l'avremmo di più, sicuramente per quanto riguarda la parte strutturale. Ecco, qui vedete un primo piano del tetto con il canale incassato, la gronda incassata, e questa è la parte sottostante dove vediamo la struttura portante a traliccio e si nota anche il piano d'appoggio su cui viene posato lo zinco. Il legno compatibile con lo zinco è l'abete grezzo, non finirò mai di sostenerlo. Vediamo in Italia, qui siamo a Mestre, questa è la facciata della facoltà di Scienze Fisiche Naturali Ca' Foscari di Mestre. Questa è una doppia graffatura a passo variabile. In teoria utilizziamo 3 passi che vengono poi composti in facciata. Generalmente, siccome il coil è largo 1000, viene tagliato in 2, in 3, in 4 parti per ottenere 3 passi, in modo tale da facilmente arrivare precisamente a quelle che sono le finiture, gli imbotti delle finestre. Lo vediamo nelle slide successive. Qui vediamo come è stato risolto l'angolo e come siamo arrivati agli imbotti. Soprattutto in quest'altra slide vedete come la finestra viene integrata perfettamente dalla linea della graffatura. Chiaramente, potendo variare il passo, io vado a ottimizzare il mio materiale, quindi minimizzo quelli che sono gli sfridi laterali. Rimaniamo sempre in Italia, qui siamo in provincia di Bergamo, sotto il Monte Giovanni, 23esimo, questa è una scuola elementare. Qui abbiamo una graffatura a passo variabile, sia verticale che inclinata, e addirittura è stata calandrata e curvata in sommità. Lo vediamo bene nelle slide successive. Abbiamo utilizzato 3 finiture che sono i nostri pigmenti verde, rosso e il nostro quartz standard. Qui vediamo
come abbiamo risolto, diciamo, la prima aggraffatura che viene calandrata, quindi diciamo sulla sinistra vedete come il raggio di curvatura della mia copertura. Vedete come sono tutte le scorsoline, sono state fatte e realizzate con la stessa finitura. Qui notiamo proprio come la copertura avvolge completamente il mio edificio e come viene curvata. Non è semplice perché è una curvatura simmetrica, perché la lastra è inclinata. Devo dire che il posatore ha fatto un ottimo lavoro, vedete anche dai particolari ravvicinati, insomma, come la scuola è stata realizzata. Qui lo potete vedere tranquillamente in provincia di Bergamo, sotto il monte Giovanni XXIII. Questo invece che segue è un vecchio progetto del campus di Pisa, questa è la classica facciata a doghe orizzontali, sempre in finitura antracite. La doga è un sistema scatolare che viene comunque fissato sotto una sottostruttura discreta in facciata. Ci sono 3 passi standard, generalmente se utilizziamo i 3 passi standard che sono 200, 250 e 300 mm di faccia vista più la fuga, abbiamo già una serie di coil predisposti per la profilazione e quindi evitiamo quelli che sono gli sfridi laterali. Perdonatemi della qualità delle foto, ma è un progetto che ha più di 10 anni questo. Cambiamo completamente zona, qui siamo negli Stati Uniti, questa è la biblioteca di un'università a Rhode Island. Nell'idea del progettista c'era la volontà di ricreare quello che è l'apertura di un libro, quindi tutte queste fasce trasversali sono state realizzate nell'idea di rappresentare quello che è un libro. Vediamo meglio in questo dettaglio come abbiamo utilizzato dei pannelli che escono dal piano, quindi c'è stata proprio una progettazione 3D del pannello. Lo vediamo molto bene in questa slide che è stata presa, diciamo, in fase di posa. Si vede ancora la cesta che è stata utilizzata per la posa. Vede come ogni pannello è stato realizzato tramite macchina CNC e comunque con 3 gradi, diciamo, di dimensioni. Non è un pannello assolutamente piano. Questo è, diciamo, un progetto abbastanza importante, tant'è vero che l'abbiamo fatto negli Stati Uniti. Non mi nascondo che i costi decisamente di una facciata del genere sono decisamente superiori a quella che può essere una facciata standard in doghe. Ritorniamo in Francia, questa è la casa del giovane. Qui abbiamo fatto un'estensione di quella che era l'edificio esistente, con questo edificio a botte cilindrica completamente rivestito in doppia graffatura a passo costante. Rispetto a quella che è il passo della copertura, in facciata la doppia graffatura si riduce come passo per minimizzare quelli che sono gli effetti materici dello zinco, perché nella lamiera, come potete vedere in tutte le foto, si notano le ondulazioni del materiale, sono ondulazioni che sono date principalmente dilatazioni termiche e variano nel corso della giornata e nel corso delle stagioni. Lo zinco è un materiale anisotropo, dilata molto di più lungo la linea di laminazione e molto meno trasversalmente. Quindi tutta la posa viene gestita affinché le dilatazioni vengono controllate e quindi si decide il materiale dove andare a ritirarsi e dove andare a espandersi, sia in facciata che in copertura. Qui vediamo molto meno un dettaglio di sormonto delle lastre in facciata. Anche qui diciamo che sembra banale, ma continuare con lo stesso passo sopra e sotto, insomma, non è proprio così facile, ecco, bisogna saperlo fare. Poi verremo in dettaglio anche su questo. Qui siamo in Svezia, questa è una scuola elementare, cambia completamente il sistema rispetto alla graffatura. Questi sono pannelli piani o grandi scaglie, ne vedremo diversi poi in seguito. Qui la posa è orizzontale, è una posa a sormonto. Se io vado a vedere da vicino noterò proprio volutamente il sormonto della lamiera. Lo spessore generalmente di questa lamiera per quanto riguarda il pannello è di 8 decimi, chiaramente se vado a sormontarlo avrò 8 più 8 decimi di un pannello più gli 8 decimi del pannello inferiore, quindi noto decisamente quello che è il sormonto di una lastra rispetto all'altra. Ho una variazione che chiamiamo pannelli piani in cui il materiale viene piegato in modo tale che la faccia del pannello successiva sia esattamente in piano con quello precedente. Notiamo anche qui come abbiamo risolto in maniera particolare anche l'arrivo in facciata sull'imbotte che è fatto in cemento ed è circolare.
Siamo in Belgio, questa è l'estensione di un edificio esistente, è una doppia graffatura sempre in facciata, dove diciamo siamo usciti anche dal piano, abbiamo avvolto questa superficie semisferica saltando anche di piano in piano. Vediamo da quest'altra slide l'altro verso come abbiamo recuperato gli spazi all'interno di una scuola esistente. Vedete che la scuola era in mattoncini rossi, questa è un'estensione che è stata fatta completamente diciamo, a contrasto di quello che è l'edificio precedente. Qui vediamo un dettaglio di quello che è il sormonto e il salto della lamiera diciamo in facciata. Qui va, se vedete nel particolare, va impedita all'acqua di entrare, ma va consentita all'aria di entrare e impedire all'acqua di entrare, cioè va consentito all'acqua di entrare e impedito all'acqua, all'aria di entrare e all'acqua di entrare. Cambiamo completamente paese, siamo a Chicago, negli Stati Uniti. Questo è un edificio annesso a un'università. Questa è una facciata con pannelli piani. In questo caso, se si nota nella slide successiva, vedete che il sormonto tra un pannello e l'altro è planare, diciamo in una direzione c'è un sormonto, nell'altra è complanare. Viene realizzato sempre piegando il materiale in maniera specifica, pannello per pannello e su misura. Qui abbiamo realizzato anche tutti gli imbotti, gli intradossi, i sottotetti, diciamo anche i controsoffitti della facciata. Questo è un altro classico della DM Zinc, questo diciamo è un asilo, è un progetto che io propongo sempre quando si parla di forature, che è stato forse argomento dell'incontro precedente. Questo è un asilo dove la facciata è stata rivestita parzialmente con delle doghe in pigmento rosso e per realizzare delle immagini queste doghe sono state forate con dei fori a passo variabile e il foro diciamo prosegue anche nella doga successiva. Comunque è stato calcolato in modo tale da far proseguire il foro anche nella doga successiva. Si vede molto bene da questa immagine. Nonostante la fuga sia variabile, quindi la mia doga può avere una fuga tra 3 mm e 20 mm, in questo caso la fuga è minima e quindi ho 3 mm, siamo stati in grado di calcolare anche i fori tra un pannello e l'altro in modo tale poi da realizzare questa immagine chiaramente che si vede molto bene, diciamo, allontanandosi dalla facciata. Un altro classico, sempre per quanto riguarda le perforation, qui siamo in Spagna, questi sono gli uffici dell'Università di Cartagena. Questo era uno splendido edificio vetrato che aveva un piccolo particolare, aveva un grosso problema di fattore solare d'estate, all'interno c'erano 60 gradi e l'aria condizionata ovviamente era praticamente inutile, anzi avevo questi flussi gelidi che si scontravano con un fronte di 60 gradi, quindi all'interno era praticamente inagibile. Ci siamo inventati questa doppia pelle, quindi siamo intervenuti successivamente alla realizzazione dell'edificio, quindi abbiamo realizzato una sottostruttura che esce di circa 1 metro rispetto alla facciata e abbiamo appeso un pannello corrugato e microforato. Generalmente quando si parla di perforazione la percentuale vuoto per pieno non deve superare il 40%. Quello che vediamo qui è intorno al 30%. Questo qui vediamo nella slide di sinistra come la facciata è stata portata fuori dal piano, quindi ho questo orso grill pedonabile anche per la manutenzione, la pulizia semplice dei vetri. Nella slide di destra vedete quello che è l'effetto tenda, quello che io vedo dall'interno verso l'esterno. Il grado di foratura di questa lamiera non supera il 40%, se non sbaglio siamo intorno al 35-37%. Ritorniamo in Francia, questo è un liceo, qui con delle doghe abbiamo rivestito la facciata e attraverso un processo di perforazione abbiamo realizzato sia uno schermo solare sia quelle che sono le insegne della scuola. In questo caso vediamo il liceo Gustave Eiffel, la scritta Eiffel, ma nella slide successiva, siccome è una scuola d'arte, arte e architettura, è stato realizzato, diciamo, microforando quelle che sono le nostre doghe. Cambiando la finitura, questa è una finitura in Azengar, quella precedente era una finitura quartz. Qui vediamo una foto dall'interno, ecco, quella L che vedete è la L che vedevamo prima in facciata, questo è il retro delle doghe microforate, vedete come passa la luce, anche in questo caso il mio grado di foratura non supera il 30%. Cambiamo completamente area, siamo in Canada, questa è l'Università di Calgary, downtown,
è una facciata in scaglie, in scandole. Notare come, soprattutto utilizzando un polarizzatore in facciata, si notano molto bene quelle che sono le variazioni in colore del materiale, proprio perché non essendo una verniciatura, ma un'ossidazione, ho questo effetto comunque di tono su tono. Non sarà mai una tinta finita, ma sicuramente una tinta che varia molto su come incide la luce sulla facciata. Lo vediamo molto bene dove ci sono i raggi di curvatura della facciata, soprattutto in questa foto, vedete come il colore cambia rispetto a quello che è l'inclinazione della facciata. E qui vediamo come è stato risolto la curvatura con queste scandole, come hanno fatto anche il controsoffitto, le scossaline di piede, e come diciamo ci sono una serie di griglie nascoste che permettono la ventilazione in facciata. Ovviamente dicono banalità, l'aria entra dal basso e esce sul colmo, quindi abbiamo tutta una serie di cartelle e scossaline di ventilazione in testa e in piedi. Andiamo in Germania, questa è una sopravvelazione di un edificio esistente, facciata fatta in scandole. La particolarità di questa facciata è che la scandola sembra essere tagliata e finita così, senza nessuna scostalina. In realtà è dietro, c'è tutto un sistema per permettere la reazione e la ventilazione della facciata. L'effetto devo dire che è molto bello, a me piace molto. Torniamo in Francia, qui abbiamo giocato molto con le finiture, con 3 finiture e anche con le forature. Vedete che davanti ad ogni finestra il frangisole è stato realizzato con questi pannelli forati, con foratura variabile, che permette, diciamo, di ridurre quello che è l'impatto del sole all'interno. Nella foto di sinistra notiamo anche come abbiamo realizzato l'angolo della facciata. Rimaniamo in Francia, questo è un asilo, una scuola materna. Qui la facciata è in doppia graffatura e il progettista si è divertito a mischiare le finiture continuando con quello che è l'effetto della graffatura. Quindi qui sulla stessa facciata abbiamo utilizzato finiture diverse ma con la stessa direzione. Anche qui diciamo che il posatore ha fatto molto la sua parte. Poi vedremo nel dettaglio come. Rimaniamo in Francia, questo è un asilo, qui abbiamo utilizzato delle cassette con finiture diverse. La particolarità di queste cassette è che hanno delle altezze variabili, quindi posso andare a giocare con il dentro fuori rispetto al piano della facciata e avere questi corpi emergenti che giocano molto con le ombre, quindi diciamo che ho molto movimento lungo la mia facciata, che l'ho ottenuto sia cambiando la finitura sia cambiando l'altezza delle mie cassette. Questo sistema si chiama Mosaic, è un sistema che viene prodotto a misura, ogni cassetta, e automaticamente, diciamo, una volta posato mi chiude lui direttamente la fuga, non ho bisogno di sottogiunti, ma è un sistema chiuso che automaticamente mi realizza la fuga in fase di posa. Veniamo in Inghilterra, in UK, questo è l'Università di York, una facciata a doghe utilizzando delle finiture differenti. Ho ottenuto questo effetto, questa è la facoltà di scienze e computer di York. Qui vedete in dettaglio da vicino come utilizzando delle doghe con lo stesso formato ma con colori diversi sono andato a movimentare quella che è la mia facciata. Perfetto, Io noi per il abbiamo momento avrei, diciamo, esposto quelli che sono tutti i progetti. Tenete presente che quando ho preparato questa presentazione ho trovato qualcosa come 6.000 foto. ma Io vi ho infatti, fatto vedere solo 20 progetti, ma vi assicuro che ce ne però, sono veramente di tutti i tipi, da quelli proprio tradizionali a quelli anche più, è che è un diciamo, materiale poi anche molto versatile, per cui si assolutamente presta sì. effettivamente a essere utilizzato in vari veramente, in tantissime sfaccettature. Lei però ha fatto sempre riferimento alla posatura, la posatura, il posatore. Ma Sì. per posarlo, che capacità ci vogliono? Ci deve essere un'azienda specializzata? Basta un carpentiere che sia formato? Ci dica lei. Allora, avete visto la complessità estetica dei nostri progetti. Assolutamente noi consigliamo di avvalersi di un posatore certificato. Diciamo che quella che è la tecnica della posa dello zinco nasce come la VM Zinc, nasce più di 200 anni fa. Noi abbiamo contribuito a redigere quelli che sono i manuali
del lattoniere in zinco nel corso degli anni. Assolutamente noi abbiamo una rete di installatori certificati in Italia a cui affidiamo la posa e chi si avvale del nostro posatore certificato ottiene l'estensione di garanzia a 30 anni sul materiale, perché è un materiale, comunque è vero che è un materiale che dura tanto negli anni, ma è un materiale vivo, quindi ha bisogno di essere, come posso dire, trattato con tutte le sue specifiche, rispettando quelle che sono le sue specifiche. Dai piani d'appoggio che avete visto, soprattutto in copertura, che deve essere per esempio di abete grezzo per rispettare il pH dello zinco, alle dilatazioni, al fatto che lo zinco si può stagnare, si può saldare come il rame. La differenza sostanziale è che le superfici a seconda della finitura vanno preparate in maniera diversa. L'installatore è in grado di approntare in cantiere proprio un'officina mobile, per cui poi minimizziamo quelli che sono sia gli scarti che le movimentazioni. Se andate sul mio sito www.vmzinc.it, in prima pagina in basso sulla destra trovate quelli che sono i partner. Se cliccate sulla pagina dei partner si apre la cartina dell'Italia e regione per regione trovate il nome di un installatore nostro affiliato. Noi controlliamo quella che è la posa, andiamo in cantiere per certificare poi che la posa sia fatta, sia conforme alle nostre specifiche e periodicamente ogni anno continuiamo l'affiliazione, ci riuniamo e rinnoviamo quello che è la partnership con i nostri installatori, tant'è vero che rilasciamo poi un certificato di partnership per l'anno corrente e teniamo molto al fatto che sia un nostro posatore a effettuare la posa, più che altro perché siamo sicuri che poi il risultato sia conforme a quelle che sono le nostre aspettative. E ovviamente noi come multinazionale lo zinco lo vendiamo a chiunque, non c'è nessun problema, facciamo dei corsi, teniamo dei corsi anche per chi vuole diventare installatore. È chiaro che per avere la certificazione di PAT e VM Zinc bisogna anche, come posso dire, avere l'esperienza e dare adito comunque di avere delle referenze per lavori in zinco anche di un certo tipo, insomma, la nostra è una rete, diciamo, di posatori assolutamente di un certo livello. Quello che invece noi possiamo fare per voi, specificamente io, posso fornirvi quelle che sono le voci di capitolato, entrare nel merito delle stratigrafie, perché poi ogni tetto, ogni facciata ha la sua storia, quindi prescinde da quello che è poi l'isolante, diciamo, noi siamo in grado di gestire poi tutto il pacchetto fino ad arrivare poi alla pelle esterna e consigliare anche tutta una serie di soluzioni. Soprattutto dare una fattibilità, una compatibilità con i materiali utilizzati nel progetto, tranquillamente darvi un'assistenza in fase di progettazione partendo da quelli che sono i nostri dettagli standard, abbiamo tutti i DVG, gli imbotti, le partenze, camini, corpi emergenti e quant'altro a seconda del sistema. Sul nostro sito già ci sono i BIM per la stragrande maggioranza dei sistemi, anche ordinati per finitura, quindi chi utilizza già una progettazione BIM ha già l'oggetto BIM della Polantis sul sito. Discutiamo e cerchiamo di ottenere con voi quelli che sono i dettagli esecutivi e soprattutto ci piace molto se qualche progettista ha una soluzione particolare, insomma, secondarla e cercare di dare le migliori soluzioni poi esecutive affinché il tetto, la facciata duri nel tempo e garantisca il fuoriacqua e un'ottima ventilazione. Io avrei finito, ci tengo molto che voi chiedate insomma di avere in studio un campione di materiale senza nessun impegno, basta che mi mandate una mail, vi spieghiamo quella che è la nostra cartella colori in modo tale che vi rendete conto di quella che è la qualità e la finitura dello zinco, anche perché essendo un materiale che lavora molto con la luce, è bello insomma averlo, è anche molto materico, è bello toccarlo con mano e rendersi conto di cosa stiamo parlando. Perfetto, Io avrei ingegnere. finito. Prima di congedarla, le Sì, faccio un paio di domande, sì, anche perché abbiamo iniziato un attimo in ritardo, quindi cerco di recuperare in questi minuti. Allora, un paio di domande che sono legate, o meglio, tutte le tre domande che sono arrivate sono legate agli agenti atmosferici, però sì. due diciamo che posso un po' accorparle, nel senso, ci chiedono la caratteristica che deve avere, quindi forse lo spessore della lamiera o dell'elemento che viene scelto, nel caso, ad esempio, di grandine, cioè la resistenza eventualmente alla grandine del Allora, materiale. è una domanda classica quella sulla grandine. Diciamo che
per grandinate normali non c'è nessun problema. Purtroppo oggi ci sono grandinate, diciamo, particolari dove vengono giù le arance o, mi ricordo l'anno scorso, chi è di Milano si ricorda il Fiordaliso che è crollato di quello che è il lucernario del Fiordaliso, proprio perché o si rompono, diciamo, i vetri delle macchine. Ecco, in quel caso noi, diciamo, resistiamo perché ci ammacchiamo, ma generalmente non ci buchiamo, perché comunque per quanto riguarda lo spessore in copertura viene utilizzato un 7 decimi standard, ma lo zinco viene appoggiato sul piano d'appoggio che è di abete, quindi diciamo la resistenza, l'ammaccatura tra virgolette la fa il piano di appoggio, cioè l'abete. Quindi è buona norma non mettere strati separatori tra l'abete e lo zinco. Chiaramente la copertura deve essere ventilata e se guardate le mie stratigrafie le lastre di abete sono separate, c'è una lama d'aria tra una lastra e l'altra. Quindi in questo caso non c'è bisogno di guaine interposte. Non essendoci una guaina, lo zinco non prende gioco, quindi resiste di più a quello che è l'impatto di un corpo. Quindi non so, se mi cade una pinza in cantiere mentre sto montando il materiale, la maccatura non si vede. Se invece ho una guaina che mi solleva il materiale prende gioco e può pugnarsi. È chiaro che purtroppo grazie anche a quello che è il clima oggi, ci sono questi eventi atmosferici importanti e abbiamo avuto dei danni, ma i nostri danni, insomma, io ho visto, mi ricordo a Bergamo 2 anni fa, è avuto una grandinata, una villa, il tetto purtroppo si è ammaccato, ma il vicino di casa ha avuto l'acqua in casa perché era in tegole che si sono rotte, diciamo, noi abbiamo resistito. In qualche caso si è forato, allora siamo intervenuti risaldando il materiale. Chiaro che in copertura si vede meno, in facciata si vedrebbe di più. C'è la possibilità eventualmente di andare a sostituire il materiale? Assolutamente sì, C'è la il materiale è estremamente duttile, non so, la graffatura rispetto a quello che può essere un alluminio, io riesco a riaprirla scaldando il materiale, perché anche se il materiale si snerva, scaldandolo piano piano riesco ad aprirlo, quindi riesco ad andare a recuperare parte di quello che vado a rimuovere. È chiaro che va fatto con grano salis, quindi va fatto in un certo modo. Il tetto, diciamo, è fatto non per essere smontato, ma per durare per sempre. Abbiamo visto appunto la Parigi haussmanniana di prima, insomma. Esatto, diciamo che quando mi chiedono soluzioni smontabili, generalmente noi si va su pannelli, come posso dire, su cui noi andiamo a fissarci il metallo e poi utilizziamo dei sistemi di collegamento, però quello che è la graffatura in copertura generalmente è fatta per non essere smontata. Ottimo, lei però ha già risposto in parte alla mia prossima domanda, però io gliela faccio lo stesso, nel senso se esiste una stratigrafia specifica per limitare il rumore, ad esempio quello della pioggia. Sì, allora, innanzitutto se io guardo lungo la stratigrafia, diciamo, della mia copertura, la parte del leone, per quanto riguarda l'assorbimento del rumore, la fa l'isolante. Parlando con un ingegnere poco tempo fa, mi diceva che è la massa quella che fa, diciamo, la differenza e proponeva lui come guaina a vapore una guaina in EPDM, perché la massa dell'EPDM è importante. Chiaramente quello che fa la differenza è il budget che io ho a disposizione, quindi più materiali metto di isolante e soprattutto cambio massa lungo la sezione della mia copertura negli isolanti, maggiore sarà il comfort acustico. Chiaramente che, sapete meglio di me, in acustica si misura in base logaritmica e basta un foro di 1 millimetro quadrato per perdere 1 decibel. Quindi diciamo che tutto quello che è teorico va bene, ma poi nella pratica anche lì la posa fa la differenza. Io lo vedevo anni fa con gli serramenti, posso avere un bellissimo serramento, ma se poi è posato in un certo modo, il rumore con il passa. Quindi per quanto riguarda il rumore della pioggia, si vendono queste guaine antirombo che tendono a minimizzare quelle che sono le frequenze, diciamo, che si creano sull'acqua battente e sulla lamiera. In pratica, se ho un ottimo isolante, la pioggia non la sento. Perfetto, ingegnere, io la ringrazio perché lei veramente ci ha fatto finire in bellezza oggi, perché abbiamo visto delle realizzazioni veramente molto particolari. Io sono rimasta stupita veramente
dal caso studio che ha fatto vedere negli Stati Uniti, perché essendo tridimensionali, forse tutti l'avranno anche notato, cioè una facciata comunque aveva anche due inclinazioni diverse di quel Assolutamente tempo, sì. per cui Sì. una lavorazione anche molto particolare del Sì, sì, materiale. si utilizzano dei sistemi di elementi finiti, la progettazione diciamo è molto molto elevata, sì, Certo. però si possono fare, ecco, No, non si c'è possono fare limite. veramente lei ci ha fatto Esatto, vedere che nulla è impossibile, basta solamente studiarlo, studiarlo con attenzione, progettarlo con attenzione. Poi ci sono tecnici come lei che sono naturalmente a supporto di tutti i progettisti assolutamente sì. che, le dico, sono rimasti veramente numerosi fino adesso e quindi io adesso vado. Io li ringrazio per la pazienza. No, ma mi creda, mi creda. Li ringrazio per essere rimasti fino adesso